Bene, buonasera, buonasera. Proviamo. Proviamo a vedere se va la linea, se è tutto bene, se è tutto a posto, se funziona tutto. Sì, di solito le dirette è meglio farle in questa stanza perché la connessione è migliore dell'altra. C'è un quadro di Londra, ma non c'entra col discorso che dobbiamo fare. Ciao a tutti, ciao. Se per favore mi dite se mi sentite. Bene, oggi dobbiamo incontreremo uno scrittore nato a Locarno e che vive in Svizzera, Dario Neron. Adesso è presto, volevo prima vedere se andava tutto bene, se la connessione funzionava. Se per favore mi dite se mi sentite, se me lo scrivete. Benissimo. Proviamo a invitare Dario. Eccolo. Ciao Dario, mi sentite? Mi senti? Sto provando ad invitarti. Mi sentite? Se per favore me lo scrivete, se qualcuno me lo scrive, se si sente. Dario mi dice, ciao Dario, sto tentando di invitarti nella stanza e mi dice che hai bisogno di una versione più recente di Instagram e sto provando ad invitarti, mi dice che devi avere una versione più recente di Instagram. Come mai? Che versione hai di Instagram? Ecco perché ho cominciato prima per valutare in che senso che vediamo. Sto provando ad invitarti e mi dice che hai necessità di mettere una versione più recente di Instagram. Puoi provare a connetterti tipo dal computer o perché da questa versione dice che non posso invitarti. Proviamo? Sto provando ad invitare Dario, ma non dice che ha necessità di una versione più recente. Aspettiamo che si metta nelle condizioni di poter fare la diretta. Comunque stavamo parlando, oggi parleremo di argomenti importanti e, di cui vale la pena parlare. Eh, sì, Dario ha già scritto due libri, il primo per il Camaleonte Edizione e il secondo per Castelvecchi. In entrambi i libri si affrontano
tematiche quali ad esempio la prostituzione, quindi c'è tutta una riflessione morale e non morale, anche civile se vogliamo, da poter tenere insieme. Ecco, Dario dice che si è aggiornato, stavo introducendo i tuoi libri, le tue pubblicazioni. Ecco qua, vediamo se funziona. Ciao, Ecco, ciao, ciao, eccoci. grazie per la Allora, pazienza. no, no, io mi sono avviata un po' prima perché immaginavo ci fosse qualche problema di connessione o comunque ci sono dei problemi legati alla diretta. Come stai? Bene, bene, anche tu? Sì, sì, sto bene. Poi le energie svizzere mi fanno bene. Sei in Svizzera adesso? Sono in Svizzera, sì. Mentre tu sei a Chiusi, ti No, no, al momento non sono a chiusi, però ti sento un po' disturbato, ma tu riesci a sentirmi bene? sento molto bene, sì. Ok, Dario, stavo un attimo introducendo le tue pubblicazioni, i due libri, e stavo appunto dicendo che in entrambi i libri comunque si parla di prostituzione o comunque in un modo o nell'altro si tiene un filone che ci apre la strada per una riflessione anche morale, civile. Questo è fondamentale, importante perché non se ne trovano molti libri che affrontano degli argomenti importanti, anzi la maggior parte dei libri di intrattenimento non affrontano di queste tematiche, quindi volevo appunto iniziare a parlare delle tue pubblicazioni, ecco, se ne vuoi parlare tu, altrimenti posso parlarne io, ma preferirei che dicessi qualcosa tu sui due libri che hai pubblicato. Volentieri, grazie. Sì, diciamo che il tema della prostituzione si ripete nel senso di un'ambientazione noir, un'ambientazione comunque anche del classico romanzo americano in cui tutte le tematiche, diciamo, un po' più brutte, un po' più della bassa vita o della malavita si ripetono, quindi c'è un po' questo filone, mentre nel secondo romanzo è proprio molto più diretto perché tratta di un escort, di un uomo che si prostituisce, quindi lì il tema è proprio presente nel senso del protagonista, mentre nel primo romanzo era diciamo, un personaggio secondario, Mm. essendo la migliore amica del protagonista che svolgeva questo lavoro. Appunto, secondo me è più legato al fatto di mantenere un certo tenore noir, un certo tenore anche legato appunto, a certi classici dello stile americano che si ripetono in questo romanzo, mentre il tema, e questa è stata anche una delle domande, della denuncia sociale o della morale, diciamo che sì, c'è questo tentativo, sicuramente la sensibilizzazione anche nei confronti di alcuni argomenti che diciamo, nel mainstream editoriale vengono lasciati in disparte, perché come anche tu bene sai, visto che anche tu scrivi molto bene, quello Grazie. che, quello che va adesso sono degli argomenti ben diversi, cioè se si vuole Sì, avere successo, infatti, scrivere un thriller. sì, infatti proprio per questo ti volevo chiedere cosa ti spinge a caratterizzare i tuoi personaggi? Ecco, se è il desiderio di una morale o piuttosto una denuncia sociale, perché comunque nel caso della Svizzera ripetiamo che la prostituzione è legalizzata, quindi la situazione è un po' diversa rispetto a quella che possiamo vedere in Italia. Cosa ti ha spinto e come hai cercato di caratterizzare i tuoi personaggi in entrambi i romanzi? O in modo particolare in Franco Toro, che ricordiamo che è il secondo romanzo pubblicato Castelvecchi. Esatto. Allora, il moralismo no, perché è una cosa che mi dà anche un po' di fastidio sentire, quindi c'è la gente che fa moralismo è diciamo, una cosa abbastanza anche antipatica. La denuncia sociale viene automatica perché, anche se forse è più un lato a côté dei romanzi, salta fuori perché tratto dei temi che tramite i protagonisti riesco a far trasparire che non è che li trovo necessariamente giusti o sicuramente che le cose vadano così come dovrebbero andare. La creazione del personaggio, appunto, il primo era abbastanza, tra virgolette, autobiografico, anche se messo giù in modo molto umoristico, mentre il secondo di autobiografico non ne ha, perché questo mestiere io non l'ho mai praticato, quindi non c'è sicuramente quella componente.
nella creazione del personaggio io ho avuto bisogno di un vettore che mi permettesse di esternare determinati ehm, dettagli della società attuale che secondo me sta andando in una direzione non necessariamente sbagliata, però una direzione di cui molti non conoscono le conseguenze, o sicuramente non prestano la giusta attenzione alle conseguenze. Sì, questo è anche dovuto all'utilizzo, se vogliamo, proprio perché parliamo del nostro campo, quindi degli scrittori, l'utilizzo dei social, quindi tutto è fondato sul corpo. In un certo qual modo tutto è fondato sulle immagini, sulla rappresentazione che va contestualizzata dell'utilizzo appunto del corpo quando non ha un fine prettamente professionale, cioè nel senso che i ballerini o comunque le persone che lavorano col corpo, chi fa teatro col corpo, hanno in un certo qual modo una professionalità nell'utilizzare il corpo, nell'atto corporeo in questo senso. Il problema si pone quando non esiste questa vera professionalità e il corpo è utilizzato fine a se stesso, cioè se basta guardare TikTok, basta guardare Instagram, comunque la situazione veramente sta diventando allarmante e in questo caso secondo me dovrebbe intervenire la critica, dovrebbe intervenire l'intellettuale, ma l'intellettuale di oggi va formato. Io non credo più negli intellettuali, non credo nemmeno nei giornalisti, perché appunto le opinioni sono talmente diverse e ognuno tira acqua al suo mulino, quindi veramente bisognerebbe creare una coscienza critica autonoma e libri come il tuo creano una coscienza critica. Questo è importante. Sì, e quindi la denuncia sociale può essere fatta anche in Svizzera. Cioè, tu che approccio hai trovato in Svizzera, nel pubblico svizzero? Hai trovato una differenza parlando anche con gli amici rispetto al pubblico svizzero rispetto a quello italiano? Pensi che in Sì, Italia c'è un retaggio del cattolicesimo, del bigottismo? Pensi che in Italia la situazione proprio dell'impatto del pubblico è diversa? sì, era leggermente diversa. Diciamo che è anche una questione di carattere, perché lo svizzero tende meno ad Mm, esporre le proprie idee in un modo molto diretto, mentre in Italia c'è questa, diciamo, in tedesco si dice che si porta la parola sulla lingua, quindi c'è questo modo anche più diretto di affrontare i temi. Però l'hai detto giustamente tu, l'Italia per certi versi è un paese molto più bigotto. Noi siamo abituati in Svizzera che appunto la prostituzione è legale, di conseguenza un libro che tratta un argomento come la prostituzione non fa quello scandalo che fa in un paese dove è illegale. Ovviamente bisogna differenziare fra la prostituzione criminalizzata, che esiste purtroppo anche in Svizzera, e la prostituzione libera, mm, che in Svizzera esiste al contrario dell'Italia. Quindi la grande differenza sta lì. Diciamo che il mm. punto più che è stato criticato, come anche apprezzato allo stesso modo in entrambi i paesi, era il fatto di approcciare questo tema da un punto di vista del cliente femminile e non del cliente maschile. Quindi chi usa la prostituzione in questo caso è la donna. E questa è la cosa che è stato veramente uno dei dettagli che ha fatto più discutere, perché diciamo che il momento storico che stiamo vivendo forse non permette questo tipo di approccio alla materia. Sì. Allora, Franco Toro. Quindi Franco Toro è di fatto un uomo che guadagna attraverso le sue prestazioni sessuali. Questo non è solo un lavoro, è il pretesto di uno sviluppo psicologico, è il pretesto di un'indagine psicologica che tu tieni anche sulla natura dell'identità, non di genere, non di sesso, cioè non fai una inchiesta sul fatto di poter sentirsi uomini del tipo virili, applicare la virilità nella società, ma piuttosto ne fai, da come mi è parso, ne trai dei retroscena anche esistenziali, cioè sull'identità. L'inchiesta che tu poni è quella identitaria, quindi Franco Toro cerca un'identità. Probabilmente la cerca anche attraverso il sesso, anche con una forma di straniamento, di completa estraneità alla realtà che invece lo investe, la realtà al di fuori di lui. Quindi
secondo te Franco Toro, l'indagine che hai tenuto con questo personaggio, può regalare una direzione nei lettori, regala una direzione anche esistenziale? Allora, fino a un certo punto sì, penso sì, perché, per la figura che è Franco. Le Franco domande è... sembrano così solenni, però il discorso non è proprio pesante. È un discorso che va fatto sul libro del genere. Le riflessioni fortunatamente si possono approcciare, il problema è quando non si possono proprio approcciare ai libri. Quindi credo che sia una fortuna poter parlare di questi temi, ecco. Sì, assolutamente. Diciamo che tramite il suo carattere sicuramente qualcuno può lasciare un segno, perché è un personaggio molto forte, diventa forte proprio grazie anche alle sue debolezze, e in queste debolezze lui estranea o comunque esterna il suo approccio esistenziale o esistenzialistico alla materia. Indipendentemente, e questa è proprio in tutto il romanzo, è scollegata dal suo lavoro, perché come dicevi giustamente tu prima, il sesso per lui è da un lato il lavoro che gli porta la pagnota in tavola, però è anche un modo di ritrovarsi, di ricercarsi e di riconnettersi con una parte di se stesso che ha perduto, che ha perso. Quindi da quel punto di vista lì si può dare un obiettivo, può dare una direzione, perché nonostante, lì diventa complesso il personaggio di Franco Toro, perché nonostante lui pratichi un mestiere che appunto nella nostra società è visto ancora un po' come sporco, come anche legato in molti casi alla malavita, lui è Sì. cosciente di tutte queste cose, lui è cosciente dei passi falsi che ha fatto, comunque anche degli sbagli che sta facendo, e questa coscienza, questa presa di coscienza gli permette di sviluppare un ego da un certo punto di vista anche sano, una sana coscienza di se stesso. Purtroppo non ha la forza di reagire agli sbagli che sta commettendo. Quindi con questa impostazione che ha del complesso, una volta che si riesce a snodare tutto questo il carattere di Franco Toro, si tira fuori un succo, diciamo, questo piccolo diamante anche esistenzialista, che può dare sicuramente qualche dritta nella vita, sì. Non è stato Sì. l'obiettivo del romanzo, cioè non vorrei adesso prendermi dei meriti che non ho, però diciamo leggendolo con la giusta attenzione si arriva a tirarsi fuori qualcosa piuttosto che da Sì, un perché film. comunque non essendo un filosofo, ma essendo uno scrittore, è chiaro che non hai scritto un trattato sul senso della vita, però la riflessione sul senso esiste nel caso un uomo debba vendersi per fare soldi. Il problema è dove arriva la necessità e dove arriva il bisogno. Cioè, perché scegliere questo tipo di lavoro in un paese dove è legalizzato? Quindi tutti questi retroscena, tutto quello che viene raccontato nel flusso di pensiero di Franco Toro, secondo te è alla portata anche di un pubblico più giovane? Il tuo libro può essere letto anche dagli adolescenti, secondo te può formare una coscienza? Sì, credo di sì, perché è un libro che nonostante appunto l'argomento è, tra virgolette, pesante, l'ambientazione è oscura, però ha anche molto umorismo, cioè diciamo che altri l'hanno citato come ci sono delle scene proprio da cinepanettone italiano, quindi c'è anche tutto l'aspetto umoristico, quindi penso sì che sia un libro che possono leggere anche i ragazzi, volentieri. Non direi nemmeno che c'è un'età minima, perché di volgare non c'è niente, non c'è l'erotismo spinto in nessun modo, c'è Ecco qualche, perché c'era qualche più la parolaccia. riflessione, la formazione. È più Esatto. orientato verso la formazione che piuttosto alla letteratura scandalistica. Assolutamente, lo scandalo non era un obiettivo, anzi sarebbe Mm, stato secondo me un motivo troppo facile, no? Cioè, perché già sì. l'argomento stesso è scandalistico, quindi non devo entrare anche nel modo di scrivere scandalistico, quindi non si trova la volgarità in nessun modo, di conseguenza può essere anche un libro letto da ragazzi, perché alla fine, come in Eh, tutti i libri, si tira fuori quello che va bene per se stessi. sì, allora, Dario, tu sei nato a Locarno Mhm. e vivi vicino Zurigo. Mi Esatto. sono documentata. Ok. Secondo te questo paesaggio ha influenzato invece i posti, i luoghi, il sentire dei tuoi libri?
la Svizzera ha avuto un ruolo forte nella stesura del libro, nella scrittura, perché nel caso di Nabokov, per esempio, la Svizzera in alcuni suoi libri è un ricordo. È un ricordo, quindi i personaggi vogliono ritornare in Svizzera, ma diverse volte non vivono in Svizzera, sfuggono dalla Svizzera. Quindi volevo sapere, tu che invece vivi e hai scritto in Svizzera, perché penso che questo romanzo l'hai scritto in Svizzera, giusto? Un po' in Sardegna. Hai... ri- Ah, no, che bello, dove in Sardegna? Questo l'ho letto, però non ho capito dove, mi sa che l'ho visto in una foto, tipo. Adoro la Quando sto in Sardegna. Sardegna vado sempre dalle parti di Etziman, quindi appena fuori Porto Torres, diciamo mezz'oretta da Porto Torres. Ah, no, io sono nata alla Maddalena, sempre lì. Ah, Sì, sì. Sì, adoro la Sardegna. bellissimo. Sì, ci sono delle zone che veramente sono beh, i Caraibi, le Sì, sì. Maldive, non ci sono, cioè non si può dire nulla. Ehm, a parte la perla italiana e la Sardegna, stavamo dicendo sì, quindi tu hai scritto questi romanzi qui. L'ambientazione ha avuto un ruolo importante nella scrittura o avresti scritto questo libro anche in altri luoghi della Terra? No, questo è un punto molto importante perché ci sono dei luoghi in cui c'è la giusta energia, c'è una buona chimica, quindi si riesce anche a produrre qualcosa di creativo, cioè si riesce ad applicare un processo creativo. Quindi penso che il luogo dove si scrive sia molto importante e condizioni anche cosa si scrive. Infatti, cioè, se guardiamo i classici russi e i loro contemporanei tedeschi, o i loro contemporanei francesi dello stesso stile, troviamo comunque delle grandissime differenze. Lì penso che l'impatto sia culturale, però anche paesaggistico, sia molto forte. Io mi occupo di architettura del paesaggio, oltre che di scrittura, e questo influenza molto il mio scrivere, perché l'architettura è un processo molto creativo, tecnico-creativo, e facendolo come lavoro si è obbligati a forzare la creatività anche in un contesto nel quale magari non si è nella giusta condizione per essere creativi, quindi non si sceglie dove essere creativi. Questo mi ha insegnato molto a analizzare il paesaggio nel quale mi trovo e poi trasporlo in una sintesi o in un'amplificazione per poi metterlo dentro in un romanzo. Infatti la Svizzera, non, per alcune piccole eccezioni del primo romanzo, se no non compare mai nei miei romanzi, perché sono ambientati in quello che verosimilmente potrebbe sembrare l'America, un film come negli Stati Uniti, però non è mai svelato. Infatti in nessuno dei romanzi c'è una valuta, non c'è mai un indicativo di dove ci possiamo trovare. Sì. Però lì c'è proprio l'immaginario collettivo di queste grandissime città, quindi arriviamo sempre a cozzare un po' con la realtà degli Stati Uniti. Ehm, domande che mi vengono spontanee. La prima, hai letto altri libri che parlano di gigolò o di uomini che si prostituiscono per la tua indagine letteraria? E due, hai parlato con qualcuno che fa questo tipo di lavoro per pensare a scrivere un romanzo così forte? Allora, diciamo che il tema della prostituzione appunto lo ritrovavo spesso, non nella forma di protagonista, però nella forma cotè o comunque nella forma di ambientazione nei classici del noir o comunque negli scrittori della generazione perduta, Ezra Pound o Henry Miller, per alcuni casi anche diciamo, i fondatori del noir come Chandler o Bukowski, lì si vedeva il tema, però attivamente non sono andato a ricercarlo nel ruolo di protagonista e l'indagine, tutto il lavoro di ricerca fatto precedentemente mi ha portato più che altro a parlare, tra virgolette, tramite social network o comunque tramite la rete, appunto dei blog, eccetera. Lì ho contattato alcune persone e ovviamente ho dovuto prendere anche la controparte, quindi ho dovuto parlare anche con delle ragazze che facevano queste mestiere. Sempre volontario, appunto, in Svizzera, nel senso che è stata una forma di prostituzione decriminalizzata, quindi lì ho ricevuto delle risposte per alcuni versi anche molto interessanti. Quindi lì si è conclusa la mia ricerca in quel modo, però attivamente La tua leggere libri non... indagine. Mm. Esatto. Quindi non c'è stato un libro che veramente ti abbia ispirato a tal punto da scriverne uno tu.
non c'è No. stato proprio quella scintilla, quella... No. No, ci sono Quindi tanti sì, libri appunto che è... hanno avuto dei dettagli, delle caratteristiche, mi dico, cavolo, questa è proprio da messa bene, magari l'ambientazione. In questo caso c'è il grottesco in questo libro, c'è il grottesco ad esempio di Hunter Thompson, il giornalista americano, che ha portato sempre dentro tantissimo grottesco nel suo libro. Però diciamo che da quel lato lì forse è più un cocktail di vari stili, cocktail di varie idee, però proprio l'idea scattante non c'è stata. Anche perché Lolita di Quindi è Nabokov la proprio... vocazione... Sì, scusami se ti ho interrotto, No, però figurati. stavo cercando di capire la tua vocazione a questo tipo di narrativa. È molto interessante perché sentire di voler scrivere un romanzo del genere è proprio una vocazione letteraria, cioè quindi tu hai scelto la tradizione. Di solito si è spinti, faccio una polemica, di solito si è spinti o da un agente o da tutto quello che ruota intorno, da una strategia, da una meccanica, invece in te il processo è sorto spontaneo. E questo capita veramente quando c'è una vocazione alla scrittura. Grazie, speriamo sia così anche per i prossimi. Ma sicuramente, è perché il problema è il primo. Tu il primo l'hai pubblicato mediante la vincita, la vittoria di un concorso. Mi è parso di capire, mi sono Esatto, sì. documentata. Quindi già il risultato che hai ottenuto ti ha chiarito più o meno quelle che potevano essere le tue direzioni letterarie e storia, quindi sono contenta di parlare con uno scrittore che ha questa vocazione noir. Grazie. Allora, diciamo, cambiamo un attimo argomento, parliamo un attimo della realtà. Secondo te, nella realtà, il corpo può associarsi al lavoro nelle sue varie sfaccettature, anche nelle persone che comunque non fanno di lavoro, non si prostituiscono per lavoro? Secondo te il corpo può essere associato al lavoro o è un bene sacro? Ci sono molte persone che anche in modi non diretti utilizzano il corpo per fini lavorativi, per fini strategici. Credi che questo sia giusto o sei legato a un concetto della sacralità del corpo? No, il concetto di sacralità no, anche perché basta pensare al semplice atleta professionista, o come dicevi giustamente tu prima, il modello, la ballerina. Sono delle persone che comunque usano il proprio corpo a fini lavorativi tutti i giorni, quindi Come opera qui d'arte, comincia a però. diventare l'argomento, sì, chiaro, anche soprattutto nel caso dei ballerini, però diciamo che qui già la sacralità, se siamo costretti a doverci guadagnare la pagnotta in un modo o nell'altro, la sacralità comincia ad avere una certa difficoltà nel suo dovere di esistenza, perché chi è stato ha avuto la fortuna di essere un talento dello sport, magari un talento delle belle arti come il ballo, ovviamente è più che giusto che lui impieghi questo talento per arrivare a un fine, quindi il suo corpo diventerà automaticamente un mezzo. Quindi non sono molto dal lato della sacralità. Diventa difficile appunto l'argomento se diciamo, parliamo, come dicevi giustamente tu prima, di abusarne per degli scopi che non sono necessariamente lavorativi, perché sono degli scopi forse più spinti dal narcisismo estremo, che è quello che troviamo costantemente sui social, appunto come dicevi tu, TikTok, Instagram, eccetera, è strapieno di persone che usano Il il loro corpo corpo come messaggi per, subliminali, ecco, esatto, anche l'utilizzo come del desiderio di corpo, fare soldi, cioè proprio alla fine ecco, io il questo fine è volevo sempre il dire. denaro. Secondo te il desiderio spasmodico di usare il corpo come pubblicità è un qualcosa che a lungo andare negli anni può diventare una deriva? O c'è sempre l'arte che margina il fenomeno? Ecco, per esempio, c'è sempre stata la pubblicità dei costumi. Il problema è come la si fa la pubblicità dei costumi, a che livello si può arrivare nel veicolare questo messaggio anche alle nuove generazioni. Allora, io devo vendere il costume, quindi mi mostro il mio corpo, ma lì non c'è un'opera d'arte, non c'è un lavoro di un'architettura dell'atto, lì c'è semplicemente utilizzare il corpo per vendere il costume, per vendere qualche altra cosa. Oddio.
Secondo te la pubblicità può essere intesa come forma d'arte oggi? Qual è il limite? Quali sono le derive di queste nuove realtà? Ma bellissima domanda. Diciamo che ci sono alcune pubblicità che sicuramente si avvicinano ad essere delle opere d'arte se vengono affidate a chi arte ne fa. Penso a certi registi che già in passato hanno fatto delle bellissime pubblicità televisive o appunto alla fotografia, perché se prendiamo... Quando la eh, pubblicità era opera d'arte, ecco, perché parliamo sì. del fatto che la pubblicità è nata come opera d'arte, poi si è andata perdendo nell'uso anche commerciale del corpo, perché è così, Ma il cioè problema viene è usato. che bisogna vedere per cosa si fa pubblicità per un prodotto o appunto come vediamo molto spesso sui social network si fa pubblicità esclusivamente per se stessi. Qual è il fine? È la vendita di un prodotto? È il mostrare un prodotto al mondo, che può essere anche un prodotto di altissima qualità, un prodotto che nel senso dell'arte che viene comunque che è considerato anche come artigianato, allora in quel caso ha tutta la ragione di esistere. Diventa un argomento difficile, molto delicato e porta, secondo me, alla deriva di cui parlavi tu prima, se l'unico fine è la promozione di se stessi a qualsiasi scopo. Cioè l'assoggettamento del corpo al mezzo, non l'utilizzo del mezzo per arrivare al fine. Quello è il problema, quando c'è l'identità, l'identificazione. Allora, io sono quel marchio, io sono quell'etichetta o io sono quella pubblicità, io sono quello. No, noi siamo esseri pensanti, quello è un mezzo per arrivare al fine che è il tuo fine vendere, ma dovrebbe essere più o meno come avere un negozio, dovrebbe essere come tutti i sistemi di vendita, non dovrebbe essere che io utilizzo il corpo per vendere. Cioè, mi pare che non dovrebbe essere così, perché comunque le derive sono secondo me spersonalizzanti, si perde il valore della persona, perché la persona è identità fisica e spirituale, ma in questo non c'è un'educazione cattolica, non c'è un'educazione laica, c'è proprio l'educazione al buon senso. Il problema è che si perde il gusto, si perde anche il buon senso con la commercializzazione del corpo, per non parlare poi, quelli sono altri articoli da scrivere, da leggere, per non parlare di chi effettivamente nel suo piccolo, nelle piccole meschinità che si verificano tra gli uomini, si prostituisce nel senso che si vende, si mette nella condizione di perdere valore della propria persona, del proprio corpo, magari per raggiungere obiettivi. Quello è sbagliato, anche quello è sbagliato. Veicolare questi messaggi nei giovani è totalmente sbagliato. Dico una frase da cliché: andare a letto con un potente per raggiungere un obiettivo. Tentare la scalata attraverso la sessualità. Ecco, la sessualità, è chiaro, nel buon senso non è un fine pubblicitario, non è un mezzo per arrivare a una vendita, non porta a niente la sessualità. La sessualità è uno strumento della persona per vivere bene nella società. La sessualità è una scienza, quindi è una scienza che rende divini. Ecco perché il Kama Sutra, nelle varie religioni, la sessualità e la pornografia è sacrale, perché è un mezzo per diventare divini. Nel momento in cui si utilizza la sessualità per prostituirsi, quello è un messaggio che va decifrato, e il tuo libro lo decifra, perché quello è anche il senso nascosto dietro un libro del genere, che non è una pura morale, bensì è un richiamo al buon senso, un richiamo al buon senso. Non esiste morale che non parta dal buon senso. Io credo che il buon senso sia oltre la morale. C'è il buon senso che è condivisibile da tutti gli esseri umani, che è quindi il grado di potersi fare del benessere, e poi c'è la morale che va di cultura in cultura, che dipende dall'ethos. Ma non so se tu mi trovi d'accordo. Io reputo sbagliato prostituirsi per fare successo o per raggiungere degli obiettivi, perché non è detto che quegli obiettivi si raggiungano tramite la sessualità. Tu ritieni che sia giusto che, per esempio, un uomo o una donna tenta il successo mediante il sesso, per dire?
Ma questa è una cosa che appunto se pensiamo indietro agli anni '80 con Madonna che ha iniziato a usare proprio l'erotismo o la sessualità un po' velata per arrivare al successo e ce l'ha fatta, purtroppo è una realtà nella quale viviamo, cioè, che sia giusto o sbagliato, non voglio permettermi un giudizio, tendenzialmente con il buon senso penso che vedo le conseguenze che possono essere anche molto pesanti perché effettivamente la pornografia c'è sempre stata, l'erotismo ci sono sempre state, non sono assolutamente delle novità, qui quando possiamo andare indietro di parecchie migliaia di Sì, anni. però perdonami, Madonna è sempre stata, Madonna ha lavorato come icona pop, quindi lei ha utilizzato in un certo qual modo il corpo come forma d'arte, ecco. Sì, Però io parlo proprio delle piccole meschinità anche tra gli uomini comuni, cioè le donne che per esempio vanno a letto con uno credendo, le giovani donne, credendo di poter essere valutate per la sessualità. Tanti casi che abbiamo sentito di ragazzine all'università o che ne so, tra i giovani, i libri che passano anche questa idea, cioè vai a letto con lui, questi libri di intrattenimento, vai a letto con lui perché magari ti fa qualcosa, o diversamente dal punto di vista maschile andare a letto con qualcun altro con il pensiero e l'idea che poi accada qualcosa, perché solitamente non accade nulla. Utilizzando la sessualità come mezzo, come fine, non accade niente. Quindi non so, io credo che il tuo libro sia l'occasione opportuna per fare luce su questi argomenti, perché li viviamo, li viviamo. sì, questo è vero. In generale ti volevo chiedere l'ultima domanda, poi ci lasciamo perché altrimenti so che devi fare un'altra diretta dopo e altrimenti poi l'argomento diventa troppo pesante. Cosa pensi della prostituzione, Dario? Quindi chiudiamo l'argomento. Allora, questa è una domanda, tra virgolette, un po' difficile. Penso che sia, allora, la prostituzione decriminalizzata in una società che si definisce una società avanzata, società progressista, è corretto che esiste. Perché, come con la droga, come con tantissimi altri argomenti che al momento soffrono della criminalità, o soffrono perché sono sottomessi alla criminalità perché illegali, penso che la legalizzazione, come anche la pratica insegna, aiuta tantissimo a risolvere il problema. Quindi, nei termini di una Anch'io sono società d'accordo su avanzata, questo, anch'io, penso che sia cioè, necessario. mi Penso che sia espongo e anche sono arrivato il d'accordo. momento in cui visto che già parliamo della parità dei sessi, eccetera, e questo è anche uno degli argomenti che vuole trattare Franco Toro, è di equilibrare la cosa e cercare di mandare le stesse possibilità per entrambi i sessi. Questo è un argomento che ha voluto trattare anche questo romanzo, perché nonostante in Svizzera sia legale, appunto, anche lì con determinati limiti, per una ragazza, e questa è una cosa che ho scoperto anche tramite tutto l'apparato di ricerca che ho fatto prima di scrivere, è molto difficile accedere a questo tipo di prodotto, perché alla fine parliamo di un prodotto, perché avviene uno scambio fra denaro e prestazioni, di conseguenza è un prodotto. Ed è peccato appunto che in un paese per certi versi molto molto avanzato come la Svizzera, una signora, una donna, una ragazza che vorrebbe usare determinati servizi fa una fatica incredibile a farlo perché semplicemente non c'è offerta. Anche se la richiesta penso sia abbastanza presente. Sì, anch'io sono d'accordo con le posizioni che prendi. Dario, non so da quanto tempo siamo in diretta? Abbiamo fatto prima, abbiamo speso più tempo. Considerando che devo fare l'aggiornamento, quasi un'ora. No, ma dai, ma che ore sono? Perché io non ho il telefono qui. Non lo so, io sto guardando al telefono, quindi saranno Vabbè, essere volevo prima di... solo chiederti se potevi far vedere il libro perché io Ah sì, certo. non ce l'ho in cartaceo, quindi Non ce l'avessi ecco, ancora... questo infatti, questa la- la meraviglia che ha prodotto Dario, è un libro bellissimo, veramente consiglio la lettura e Grazie. consiglio anche l'approccio critico al libro. Io credo ne scriverò quando sentirò il momento giusto. Per ora mi premeva conoscerti e parlare di questi argomenti dal vivo. Ha fatto molto Grazie piacere. Dario, grazie, buona Grazie a serata. te. Ciao Grazie a a tutti, buona tutti, serata. grazie a chi ci ha Ciao a tutti, seguito, grazie. seguite la diretta. Ciao. Ciao.